le imprese siciliane attraversano un momento di particolare crisi. Io credo che vadano messe in condizioni di lavorare creando alcune semplificazioni normative, perché ecco, introdurre nuove leggi in questo panorama è difficilissimo. Semplificazione anche attraverso automatismi, non è un meccanismo facile, né rapido, né comprensibile e introduce tante incertezze, è il tema di oggi. Ebbene, un meccanismo automatico è sicuramente più comprensibile, più rapido, più certo. Le istituzioni finora hanno fatto orecchia da mercante, qualcosa però comincia a muoversi con l'avvento della nuova legge che speriamo possa entrare in vigore quanto prima, dovrebbe sensibilmente migliorare il mercato, perché riducendo i ribassi e quindi portandoli a canoni tra virgolette cristiani, speriamo di poter lavorare con criteri e sistemi giusti, trasparenti e legali. Sicuramente serve un piano di riorganizzo sull'urbanistica regionale, perché nessun paese civile può evolversi, può crescere, può andare avanti se non, alla base di tutto ci stanno gli strumenti, i piani regolatori. Le lungaggini burocratiche sono diffuse in tutti gli ambiti. Noi dobbiamo cercare di snellire, sburocratizzare e cercare di mettere sempre di più la pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese. Per quello che compete la giornata di oggi bisogna cercare di dare una mano alle imprese che operano nel campo dell'edilizia, cercando di sbloccare quel po' di risorse che sono rimaste, puntare su una infrastrutturazione seria della regione siciliana e ridurre i tempi di pagamento della pubblica amministrazione.